Si scrive quarta gamma, si legge qualità pronta da mangiare. Tra i leader del settore, Ortoromi è oggi una delle realtà ortofrutticole più importanti a livello nazionale, pur mantenendo salde le sue radici in Veneto. Ortoromi è anche l'unica azienda, da sempre socia del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco IGP, a proporre queste meravigliose eccellenze della stagione invernale, confezionate già lavate e pronte al consumo, grazie ad una organizzazione produttiva all'avanguardia. Proprio dalla collaborazione tra Ortoromi e Consorzio, con il sostegno della Camera di Commercio di Treviso, è nato il progetto Rosso Radicchio, un viaggio che ha condotto un gruppo selezionato di blogger e giornalisti di settore a toccare con mano dal campo al confezionamento tutta la filiera produttiva del radicchio rosso di Treviso. Il Consorzio di tutela del radicchio di Treviso ha organizzato questa iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare la conoscenza di questo prodotto particolare tipicamente veneto, ma tipicamente della zona di Treviso. Noi come Ortoromi siamo una parte importante perché comunque, oltre che essere ad associati, abbiamo una nostra linea di lavorazione dedicata proprio a questo tipo di prodotto. Prodotto finito quarta gamma, cioè prodotto pronto all'uso già dallo scaffale. 11 aziende associate, 3 moderni impianti tra il Veneto e la Campania, quasi 400 dipendenti e un fatturato che sfiora i 60 milioni di euro l'anno. Questi i numeri di Ortoromi, una realtà nata nel 1996, cresciuta grazie alla qualità, all'affidabilità dei suoi prodotti, ma anche alla capacità di cogliere le esigenze dei consumatori. Non a caso nel 2013 si è giudicata con la sua insalata pausa pranzo l'Oscar dell'innovazione al McFruit di Cesena. Ortoromi è una cooperativa agricola. Questo significa che ha come scopo di mutualità quello di lavorare, confezionare e commercializzare il prodotto conferito dai soci. Lo distingue da altri competitor del settore proprio per questo fatto che può garantire, visto la forma di cooperativa, può garantire la filiera intera del prodotto dalla produzione fino allo scaffale. È in fase di ultimazione uno stabilimento nuovo che andrà ad unificare i due stabilimenti di produzione attuali siti nella provincia di Padova, dove ci saranno tutta una serie di tecnologie di lavorazione all'avanguardia e per alcuni aspetti uniche sicuramente in Italia, per non dire in Europa. E proprio a Borgorico Padova, in quello che dal 2014 è destinato a diventare il più importante impianto di quarta gamma d'Italia, ha fatto tappa il tour Rosso Radicchio. Tradizione e innovazione sono stati anche al centro del viaggio nelle terre del radicchio, raccontato attraverso i nuovi linguaggi di comunicazione, dal video al web, condividendo in tempo reale immagini e contenuti con migliaia di persone, anche attraverso i social.